Buongiorno e bentrovati in compagnia di Graziano Mura. Buongiorno Stefano. Bentrovati, oggi una puntata un po' anomala. Straordinaria, ecco, direi straordinaria. Io non credo l'abbia mai fatto nessuno. Siamo davanti al cimitero, in uno degli ingressi del cimitero, quello nuovo, ci faceva piacere farvelo vedere perché è molto bello, ben curato, davanti al forno crematorio. Al tempio crematorio. Al tempio crematorio, per questa che sarà una passeggiata, una semplice passeggiata rilassante di sabato mattina con questa bella giornata, però vi spieghiamo il perché siamo qua mentre passeggiamo, così entriamo. Sì, diciamo che a fronte di una chiacchierata che ci siamo fatti noi due, dove abbiamo pensato perché non fare una puntata dove ricordiamo sassaresi illustri. E vediamo un attimino di farla proprio nei luoghi dove riposano. E grazie a Dio Sassari è davvero piena di personaggi illustri, tantissimi, dalla politica allo sport, esatto, nel campo artistico. Noi spazieremo proprio in tutti gli ambiti perché sarebbe troppo riduttivo dover parlare, che ne so, solo di politica o solo di sport. Invece andremo a trovare magari anche qualche personaggio della Sassari tipica, della Sassari antica. E qui mi affido a te. Qualcuno ce l'ho già, esatto. Qualcuno ce l'ho già. Direi di entriamo da questa parte e inizierei, insomma, visto che abbiamo detto per primo, abbiamo nominato la politica, da dove partire se non dalla tomba di Antonio Segni. Esatto, abbiamo scelto questo ingresso, uno per farvelo vedere perché è davvero molto bello, ben curato, due per aprire proprio da il più illustre, no, non si può dire, però insomma, Presidente della Repubblica. Insomma. Ovviamente in pochi minuti noi non riusciremo a farvi conoscere tutti, magari fatelo sapere anche nei commenti, magari un'altra puntata la faremo volentieri, però oggi riusciremo a descriverne una decina, sì, una mezz'oretta. Tanti li troveremo strada facendo, sì, anche per caso. Quindi, qui dobbiamo andare. Questo è il cimitero monumentale. Qua nel cimitero monumentale abbiamo la tomba di Antonio Segni, che è esattamente qua. Eccola qua. Questa è la tomba di Antonio Segni, che è sepolto insieme alla moglie Laura Segni Carta, nobildonna naturalmente, e qua c'è anche il papà del nostro amato presidente. Che personaggio, ragazzi. Cioè, da Sassari, sì, Presidente della Repubblica, ma non solo, ha ricoperto ben altri incarichi di livello. Ministro, pensa che per lui, noi che facciamo cultura, devi sapere che è grazie ad Antonio Segni, durante la sua presidenza, che è nato il Ministero della Cultura. Della Cultura? Sì, addirittura. Ed è stato la presidenza della Repubblica più breve della storia. Lui purtroppo ha dovuto lasciare molto, molto in fretta, intorno a neanche due anni, sì. Esatto, giù di lì. Ma pare, ti racconto una cosa, pare che Segni si sia sentito male una sera durante una chiacchierata piuttosto animata con Saragat. Sì? Sì, sembrerebbe che questo sia accaduto e da lì poi lui è stato male, ha dovuto ovviamente rassegnare le proprie dimissioni da Presidente della Repubblica proprio perché non poteva più esercitare. Continuiamo a parlarne recandoci già da un'altra parte, perché così economizziamo il tempo. Questa parte. Io, visto e considerato che siamo qua in questo quadrato, che come abbiamo definito è il cimitero monumentale, scenderei qua davanti e a ridosso di questo muro passiamo dalla politica alla musica, perché qua c'è la tomba di un altro illustrissimo sassarese che porta il nome di Luigi Canepa. Luigi Canepa, che è stato un grande musicista, ha scritto tantissime cose, direttore d'orchestra, e a lui oggi sono dedicati il conservatorio di musica a Sassari. Esiste ancora oggi un coro, la famosa Corale Canepa, 2 bande addirittura che portano il suo nome. Sì. Esatto, quindi
una persona che alla musica ha dato tanto. Naturalmente parliamo non di musica sassarese, ma bensì di musica colta. Ecco qua, si vede già il busto di Canepa. Adesso siamo arrivati camminando dalla altra entrata, quella di via, come si chiama? Via San Paolo. Via San Paolo. Questa è l'entrata di via San Paolo. E qua visiteremo un'altra tomba molto importante, ovvero quella all'altro Rimaniamo in ambito presidente politico, quindi scendiamo qua e troviamo immediatamente la tomba anche qua del presidente Cossiga. Eccola qua. Ho una certa emozione perché io personalmente non l'avevo mai vista e quello che mi chiedo, perché prima con Antonio Segni, ora con Cossiga, sai che io mi aspettavo invece di vedere un grande monumento? No, tutte e due credo per scelta sicuramente. Certo. Hanno deciso di mantenere una certa sobrietà, sì, anche una volta sepolti. Non so se hai notato, né in una né nell'altra sono presenti fotografie. No, non ci sono esattamente, non ci sono mai state e a questo punto credo che non ce ne saranno mai. Ma poi molto bello volutamente, perché è ovvio che sia una scelta in mezzo agli altri, in mezzo al popolo. Sì. Ma qui potremmo rimanere delle ore a parlare di Cossiga, anche perché io so tutto di lui, della sua storia, delle sue vicissitudini, belle e brutte, perché poi era un personaggio parecchio controverso. Gran picconatore. Io non so. Gran picconatore, uno che non aveva peli sulla straordinaria, lingua. Uno dei pochi che ha mantenuto il suo accento rigorosamente sardo per sempre. Ne conosco solo un altro che è in queste condizioni, Valeria Marini. No, ma non è voluto quello. Lei lo tiene sicuramente perché non riesce. Lui è stato. Parliamone mentre continuiamo a camminare. No, senti, se dobbiamo camminare, passiamo da qua che ti racconto un'altra storia. Però Vieni continuiamo un po' a parlare di Cossiga, perché di aneddoti tu me ne hai raccontato tantissimi. Sì, lui aveva l'ufficio di segreteria, il suo ufficio era esattamente in via Cavour. In via Cavour uno dei suoi segretari particolari era Torre Amadou. E poi di lui si ricordano le scorribande a mangiare fainè in via Usai. Era ghiotto di fainè, sta cosa. era ghiotto di fainè e andava molto spesso in via Usai. Vieni, ti porto qua adesso, cambiamo un attimino argomento, perché qua, guarda. Chi è? Leggi questo nome. Questa è Emanuele Ingolotti. Allora, questa dovrebbe essere la tomba della famiglia di un personaggio notissimo a Sassari. Qua usciamo dalla politica, usciamo dallo sport, usciamo dalla cultura, ma entriamo proprio nei personaggi tipici sassaresi. Leonardo Ingolotti, quindi parente di questi signori che sono qua, era il famoso Trappadè. Trappadè era una figura storica della Sassari anni 50 e primi anni 60. Era una figura trasformata in macchietta, ma che invece aveva un grosso storico. Pensa che ha combattuto la prima guerra mondiale insieme alla brigata Sassari, per poi finire in povertà, un grande invalido di guerra, aveva avuto grossi problemi ad un braccio e finì, poveretto, ospite di una casa di riposo, se non ricordo male, a Boudouzo. Ma perché era così conosciuto? Perché l'hai voluto citare? No, perché era un personaggio proprio storico della vecchia Sassari, un personaggio talmente canzonato che era diventato famosissimo. E il nome Trappadè. Perché? Allora, devi sapere che in dialetto sassarese Trappadè è la quaglia. E lui lo chiamavano Trappadè perché quando combatteva con la brigata Sassari durante la prima guerra mondiale era solito nascondersi nei macchioni per assaltare il nemico. Ecco, e da lì è nato questo nomignolo, appunto Trappadè, che era oramai straconosciuto a Sassari.
Dicevo, delle famiglie illustri, Sassari è piena anche di tante famiglie importanti, dai notai agli avvocati, ai commercianti, Sì. famiglie intere di politici. Guarda, hai citato commercianti, vieni con me. Ti porto, So già. ti porto a trovare L'emblema dei commercianti. sì, quello che a Sassari diciamo ha portato quella che poi è diventata un'icona del commercio, i grandi magazzini. Parlo di Tomè. Tomè a Sassari straconosciuto ancora oggi, la sua dinastia prosegue. Esatto, dinastia. Parlavo proprio di dinastie che a Sassari sono... Mi permetti una cosa? Qua riposa mio padre, che non era un personaggio famoso sicuramente per la città, ma sicuramente lo era per me. Tuo nonno? Mio padre, mio nonno e mia nonna. Ciao belli! Mamma mia. E questa è la cappella della famiglia Bella. Tomè. E qua riposano i vari Angelo e i figli, ma ripeto, tutta la dinastia che continua ancora oggi. Importanti le donazioni che quest'uomo fece, perché lui a Sassari ci ha sempre tenuto. Lui, se non ricordo male, era di Genova e a Sassari ci ha sempre tenuto. Ha lasciato al comune di Sassari tantissime cose. Il Palazzo Tomè, Sì. ad esempio, che è quello che c'è in piazza Azzuni, è una sua donazione esattamente al comune di Sassari. Ma infatti noi... Sarei dell'avviso di tornare indietro, perché qua ti porto a vedere altre due tombe e poi cambiamo zona. Guarda qua, in quest'angolo, Maurizio Zanfarino. Oh, via Zanfarino. Via, questo è il signore di via Zanfarino. Signore di via Zanfarino. Ma guarda che adesso sembra comico, ma è proprio così. Tanti sono conosciuti più perché gli è stata dedicata una via piuttosto che per il loro excursus. Sì, perché Antonio Zanfarino è conosciuto davvero da pochi. Esatto. È morto lontano da Sassari ed è morto nel 1918, quindi è una cosa un pochino vecchia, ma insomma anche lui si è dedicato uno spazio non indifferente. Non indifferente, sì. Certo. E se qua abbiamo via Zanfarino, qua all'incrocio Piazza Salvatore Ruiu. sembra fatto apposta. Questo è il professor Salvatore Ruiu, morto nel 66, anche lui gran figura di illustre sassarese. Quindi, come vedi, in questa zona del cimitero c'è tanto di storia. Ma noi ci siamo fermati solo da questi, non basterebbero 2 puntate. Ma neanche 5 forse. Guarda, visto e considerato che stiamo parlando di storia, qua ti faccio vedere un'altra tomba di uno che a Sassari, anzi forse quello che meglio di tutti ha scritto la storia di Sassari dall'antichità in poi. Riconosci quel busto? Certo, qua stiamo da Enrico Costa, giornalista, scrittore, storico. Storico soprattutto. Esatto. E che ha collaborato con Luigi Canepa poi. Sì, tanto anche. Ma diciamo che Costa forse è quello, come ho detto prima, che ha descritto Sassari dal punto di vista storico ad oggi nella maniera più esaustiva, esatto. Anche perché tante sono le sue opere, ma Sassari è rimasta unica, insuperabile. Ricordiamo che a lui è dedicato anche un busto in Piazza Fiume, un busto intero. Qua c'è un busto che lo raffigura soltanto, là è una statua intera, vera e propria, che cammina, sembra che cammini col suo bastone. Grazie a lui. In piazza Fiume, esatto. Dove ci dirigiamo adesso? Guidaci. Guarda, scendiamo da qua. Scendiamo qua? Sì, direttamente, perché adesso, lasciando questo quadrato, diciamo questa parte, ti vorrei portare a trovare un altro personaggio che è deceduto pochissime settimane fa. Lui è esattamente Gavino Musiu. E chi è? Se tu mi dici che è Gavino Musiu, probabilmente non frequenti la Torres. Esatto. Invece forse ho ben capito di chi stai parlando. Stiamo parlando di quel signore che aveva quel vocione. Esatto, chi è che non lo conosceva esatto. in Piazza d'Italia, ma questo vocione.
devi sapere che lui è stato forse, se dovessimo parlare in termini attuali, il precursore di quello che nelle aziende si chiama il recupero crediti, esatto. Lo chiamavano proprio Gavino La Cambiale, perché lui a suo tempo lavorava, ma parliamo anni 50-60, lavorava per una grossa ditta di elettrodomestici, e a quel tempo chi non poteva permettersi di pagarli in contanti si usava La come Cambiale. pagamento La Cambiale. Grandi. Infatti, eccolo qua. Eccolo. Eccolo qua. Gavino Musi lo chiamavano anche La Cambiale proprio perché quando andava a recuperare i crediti, se qualcuno sbadatamente si dimenticava di pagare, di onorare l'impegno, quindi il pagamento della cambiale, lui andava con tutta nonchalance a casa, suonava e diceva: signora, guardi che deve pagare la cambiale. È tutto il vicinato. Esatto, quindi da lì illazioni, insomma, addio privacy. Ci stiamo quasi avvicinando in una tomba che non siamo riusciti a trovare, quindi ne parliamo camminando. Ed è un peccato perché lui ha vinto le Olimpiadi, stiamo parlando di... Esatto, di Tonino Siddi. Tonino Siddi è stato olimpionico, pensate che addirittura riuscì a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Londra nel 48, se non ricordo male. E lui era un velocista, oggi tanto è vero gli è stato dedicato lo stadio dei Pini, quello che era lo stadio dei Pini a Sassari, è dedicato interamente a lui. Dovrebbe essere qua dietro, ma onestamente non sono riuscito, che nonostante peccato. La planimetria non sono riuscito a trovarlo. Ce l'ho da qua, esattamente qua, all'ingresso. Qua dietro. Sì, all'ingresso del cimitero Perrino. Magari è proprio, ce l'abbiamo sott'occhio, ma non siamo riusciti a trovarlo. Anche questa è una zona molto, diciamo, vecchia del cimitero. Signor, famiglia Serra di Migni, ecco, famiglia Manca. Serra di Migni. Qua siamo nello sport ad alti livelli. Qua in pratica dovrebbe esserci Roberta Serra di Migni, che è la sorella di Nunzia Serra di Migni, e il papà Umberto Serra di Migni, grande giocatore, eccolo qua, grande giocatore anche lui della Torres. Roberta Serra di Migni è morta giovanissima in un incidente stradale sulla strada di Stintino, se non ricordo male. Ce ne sarebbero da ricordare tanti altri, però diciamo che chiudiamo qua la parte dedicata allo sport, avendo ricordato un grande olimpionico, la famiglia Serra dei Migni, ma dobbiamo chiudere in bellezza andando a ricordare Vanni San. Esatto, Vanni San, come si fa? Una chicca anche questa. Allora, ci richiamo nella sua tomba e chiacchieriamo un po' di lui. Piscine Arcobaleno, piscine per strutture ricettizie o civili abitazioni, grandi o piccole, a pelo d'acqua o rialzate, complete di accessori e manutenzione, ma anche piscine con illuminazione notturna e strutture per spa e centri benessere, attivi in tutta l'isola. Maggiori dettagli sul sito o sui nostri social. Sviluppa le tue competenze con Performa, corsi di formazione anche gratuiti per sbloccare il tuo potenziale e trasformare le tue passioni in competenze per un nuovo lavoro o per progredire nella tua carriera. Naviga nel mondo della formazione e scopri sul sito i tanti corsi che ti preparano al tuo successo. Performa, dai una svolta alla tua carriera. Al primo, Ristobar annuncia una breve chiusura per ferie. Nel mentre vi ricorda il suo ampio menù composto di piatti preparati con maestria e materie prime di alta qualità. Il tutto in un ambiente accogliente in riva al mare, rivisto in chiave invernale. Riapertura il 27 novembre. Al primo, Marina di Sorso, settima discesa al mare. Ed eccolo qua, Vanni San, storico allenatore di cui tu sai tanto.
Diciamo tanto, fa parte di quella schiera di giocatori allenatori che io ho avuto modo di conoscere direttamente vivendo proprio questo tipo di situazioni. Parliamo degli anni 70, ma lui era già stato giocatore della Torres. Però io che non sono di Sassari, quindi non ne sono informato e non sono neanche un tifoso, se dovessi dirmelo in 2 parole, perché così importante Vanni Sanna? Io ti faccio semplicemente un paragone. Secondo me Vanni Sanna per la Torres è stato il Manlio Scopigno per i Cagliari dello scudetto, perché è stato quell'allenatore che ha sempre avuto un rapporto con i giocatori molto, molto diretto, molto amichevole, molto fraterno. Ma non può essere solo questo. No, sicuramente poi ovviamente a questo ci devi anche mettere le doti e le capacità tecniche che lo contraddistinguevano. E allora chiudiamo davvero questo angolo dedicato allo sport andando a visitare un'altra ala, un'altra parte del cimitero, molto bella anche questa, per andare a parlare di un personaggio a dir poco eclettico. Ne parliamo camminando. Siamo tornati al cimitero Perrino per continuare a parlare di arte, non so come, di musica, no, diciamo, di personaggi che hanno spaziato, conosciutissimi a Sassari, che hanno spaziato dallo sport alla musica, anche se qualcuno sorriderà adesso, però vi posso dire che la persona di cui parliamo è sicuramente straconosciuta a Sassari. No, non si può non ricordarla. Qualche anno fa parliamo niente meno che di Gesuino Cosseddu. Allora, poeta, scrittore, cantante, ballerino, note le sue partecipazioni anche in diverse trasmissioni televisive, poi la sua presenza da ballerino nelle discoteche era tipico, il suo viaggio ogni sabato in treno, passava sempre sotto casa mia, lo vedevi con una busta di plastica dove teneva probabilmente i suoi indumenti da ballo, non lo so. Ma poi riusciva a presidiare in tutti gli eventi, nei locali, nelle discoteche, a piedi, e tornava, non so come, in pullman, in treno. Scendeva ad Alghero, esattamente al Ruscello, e scendeva in treno. Partiva in treno il sabato pomeriggio. Ma partire è facile, tornare. Rientrava la domenica mattina col primo treno che risaliva da Alghero. Allora lui dovrebbe essere in uno di questi. Lui ha anche una posizione privilegiata, perché parliamo del secondo piano da dove si domina tutto. È il palcoscenico fino all'ultimo. Ed è bravo, esatto, sul palcoscenico fino all'ultimo. Eccolo qua, insieme al padre, presumo. Sì. Certo. Il padre Elia Cosseddu, pensa, avevano un negozio di generi alimentari in via Pascoli. Adesso, dopo questo ricordo così simpatico, torniamo a parlare di personaggi davvero illustri. Sì. Ci incamminiamo qua, no? No, ti porto da questa parte. Da questa parte. Sì, perché qua di fianco troviamo la tomba di un grande illustre, anche lui recentemente scomparso, niente meno che Manlio Brigaglia. Eccoci qua, questa è la tomba, la cappella, dove riposano le spoglie di Manlio Brigaglia. Tu Manlio Brigaglia sai benissimo chi è. Tantissimi se lo ricorderanno, anche perché tra le tantissime cose poi ha insegnato oltre 20 anni al liceo Azzurri, quindi tanti ce l'avranno ben presente. Università. Scrittore, giornalista, lo dice anche la sua targa. Ricevette il premio della cultura nel 1997, se non ricordo male. Dalla presidenza del Consiglio. Esatto. E quindi anche lui, gran personaggio. Che bello sapere che da Sassari, quindi noi partiamo tutti uguali, con le stesse potenzialità, nella stessa cittadina, e c'è chi riesce a fare queste grandi cose, non una. Ma Brigaglia nello specifico, secondo me, è una di quelle firme che davvero mancano nel giornalismo, nel mondo della cultura in generale, una di quelle figure che mancano di più.
andando da un personaggio che la nuova generazione sono sicuro non conosce, adesso ne parliamo, volevamo fare un saluto doveroso ma anche sincero, cioè veramente mi fa piacere soffermarmi adesso su questa tomba. Sì, a me te ti tocca un po' di più. Fa piacere tantissimo quanto a te, anche se mi tocca in maniera un po' più diretta, perché è una persona con la quale io ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare per diversi anni, ed è il editore, il direttore ero io, di Tele-G. Lui è Vanni Angius, che è mancato 1 anno e mezzo fa. Vanni Angius, parliamo di Tele-G. Ecco. 30 anni, Parlane tu. oltre 30 anni di esistenza di una piccola emittente che ha resistito a tutte le intemperie, a tutte le crisi, a tutte le vicissitudini anche burocratiche. Ha resistito, si è imposta e ha continuato a essere la voce di Sassari, nonostante qualcuno abbia provato a prendere il suo posto, ma nel cuore dei sassaresi Tele-G è rimasta ancora. Ma guarda, io posso garantirti che a tutt'oggi la gente mi ferma per strada e mi chiede: ma Tele-G che fine ha fatto? E da qua, insomma, forse un po' noi due ci stiamo dando da fare per cercare di mantenere alto questo nome e dare un seguito a quello che è stato il gran lavoro che quest'uomo ha svolto. Continuiamo a parlare di politica, andando a parlare di un politico molto importante che non ha raggiunto livelli altissimi, è stato sindaco, no. Però forse possiamo dire che è il sindaco più amato di sempre. Secondo me sì, parliamo di Oreste Pieroni, è stato sindaco a cavallo tra gli anni 50 e i primi anni 60, che fu quello che poi inventò proprio di sana pianta quella che oggi è Platamona. Mi viene da pensare che, poveretto, se la vedesse oggi come l'hanno ridotta, probabilmente chissà quanto si rigirerà nella tomba. E noi nell'oculo, visto considerato che lui è in un... E noi una puntata a Platamona, su Platamona la stiamo proprio registrando, perché è doveroso parlare di questo che... Va bene, parleremo in quella puntata. Allora, stacco, andiamo a salutarlo. Ed eccoci arrivati in una parte molto bella del cimitero, un altro ingresso, una parte tutta verde, colorita, fiorita, rinnovata, con le nuove camere mortuarie, il bar, tutte cose che prima non c'erano e che danno effettivamente una nuova veste. Sì, una nuova veste. E proprio qua all'angolo, eccolo qui, ex sindaco Oreste Pieroni, vicino al figlio. Sì, il figlio è recentemente scomparso, è scomparso quest'anno. Un sindaco che forse le nuove generazioni non conoscono, perché poi non se ne parla più così tanto, purtroppo. No. Però un sindaco, secondo me, un sindaco buono, a tratti forse un po' autoritario, ma d'altronde chi non lo è, no? Oltretutto quando si riveste un incarico così importante. Abbiamo già detto tutto quello che sia stato il suo excursus politico, la sua dedizione a Sassari, abbiamo parlato di Platamona, lui c'è anche una via dedicata a Platamona, via Oreste Pieroni. Non lo sapevo questo. Esatto, quella è proprio interamente dedicata a lui, proprio perché lui lì per Platamona ha lasciato sicuramente il segno. E adesso, dopo aver ricordato, quindi essere partiti con la politica, avere spaziato lo sport, la musica, anche così a note simpatiche con Gesuino Cosseddu, abbiamo chiuso volutamente con la politica per una chiusura degna. Andiamo in un'altra parte del cimitero, ci godiamo questa bella camminata e non vi dico ovviamente niente. Attendete per la chiusura.
Una volta salutato l'ex sindaco, ci siamo immessi in questo lungo viale alberato con tantissime famiglie importanti a destra, a sinistra, Falchi, Sigurani, la famiglia Laima, anche insomma ce ne sono commercianti anche questi. Ma sono innumerevoli, davvero bisogna rifare un'altra puntata perché ne abbiamo tralasciato tantissimi. E questo è uno dei viali più belli forse, contornato da cipressi, che forse si chiama proprio il viale dei cipressi. Credo proprio di sì. Quindi contornato da questi cipressi arriviamo in un'area molto importante, particolare, è suggestiva. Un campo comune molto bello. Due, uno di fronte all'altro, sì. Uno dedicato ai bambini. Ai bambini, che è quello che è alle nostre spalle, quel quadrato, mentre questo invece è il campo comune dove la gente viene sepolta direttamente nella nuda terra. Questa conformazione fatta in questa maniera mi ricorda tanti cimiteri all'estero dove non ci sono tombe, proprio tutti la gente uguali, viene sepolta tutti uguali, alla stessa altezza e tutti uguali, senza differenze, come diceva Totò. Ed eccoci arrivati, vi stiamo dicendo anche il punto, così potete venire a visitarlo se non l'avete mai fatto. Parliamo di... Forse il più grande interprete della canzone sassarese, ripeto, senza nulla togliere agli altri perché ci mancherebbe altro, però Ginetto Ruzzetta, è di lui che parliamo, incarna secondo me le migliori rappresentazioni in musica della Sassari che conosciamo. Sì, anche perché lui scriveva anche testi, ma anche melodie piuttosto profonde, insomma, descrittive, e come hai detto tu, senza nulla togliere agli altri, noi potremmo andare davvero da tanti altri musicisti a chiudere questa bella passeggiata, però forse lui è uno dei più rappresentativi. Esatto, musicisti sassaresi, non ci dimentichiamo di Giovannino Giordo ad esempio, però erano più cionfraioli, si può dire. Sì, certo. Lui era molto più poeta sotto certi aspetti, sia dal punto di vista musicale, sia dal punto di vista dei testi. Le migliori canzoni sassarese sono sue, da Maltrantoni, Ligandareri, Sassarimea, che è proprio forse quella dove esprime il suo amore per la città nella maniera più evidente, più palese. Mi aspettavo una tomba con la chitarra, forse anche troppo banale. Diciamo che c'è già la sua foto con la chitarra, quindi insomma, considera che l'ultimo periodo poi non se l'ha passato bene perché era sempre a casa. Io purtroppo allettato per parecchio tempo. Stavo proprio arrivando là. Purtroppo questa puntata mi è piaciuta molto, mi sono rilassato, la rifarei volentieri per descrivere altri personaggi, però mi fa anche male perché a questi momenti, a questo non ci pensi mai, magari ci pensi in questi momenti, se la metti così la vita è un po' un non senso, perché negli anni migliori invece comincia a essere decadente, comincia a soffrire finché poi te ne vai, e questa purtroppo è una delle parti della vita che vanno accettate, però questo mi lascia questa puntata. Ma Stefano, dove è scritto che tu abbia ragione? Io posso anche essere d'accordo con te, però chi lo sa cosa ci aspetta dopo, e magari lui sta molto meglio dove è adesso. Mi piacerebbe pensarlo così, con una chitarra in mano, magari insieme, l'ho nominato prima, Giovannino Giordo, che se la spassano tutti e due insieme, è vero, a cantare in salsarese, a divulgare la cultura sassarese anche da un'altra parte, è vero. E lì gente ne trova, è vero, quindi se la metti così è già diverso, per chi crede in modo fermo, esatto, effettivamente, che poi ripeto, non è detto che che abbia ragione tu o che abbia ragione io. Mistero della fede. Però vogliamo chiudere così, con questa nota positiva, a immaginarli tutti insieme davvero in un altro mondo e felici come lo erano qua. E secondo me, abbiamo parlato insieme, era il modo perfetto per chiudere questa puntata, perché chiudiamo in musica non cionfraiola, però una musica volutamente malinconica, proprio per salutare questa puntata così particolare. Chiudiamo, se sei d'accordo, proprio con la canzone che hai appena citato,
Massarimea, assolutamente sì, niente di più azzeccato secondo me. E allora fatenoselo sapere nei commenti se vi è piaciuta questa puntata, se avete dei personaggi da segnalarci affinché noi torniamo a farne un'altra. Per adesso ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie Stefano. Grazie a te. Sassari mia durava da te, Madonna di Ruggero, ma Sassari mia, ta cosa in terra mia, in casa mia campava di Dio. Eurovet, in un solo ambiente 4 servizi essenziali per i tuoi animali. Eurovet è una farmacia fornita ed efficiente, ma è anche mangimi per tutti gli animali. Eurovet è anche un negozio di accessori tra i più forniti in zona. Eurovet è anche un negozio per la cura e la pulizia dei tuoi animali. Eurovet si fa in 4 per i tuoi animali. Testoni SRL è leader, in partnership con Eni, nel settore del commercio di combustibili. Consegniamo con grande puntualità e tempestività in tutta la Sardegna, anche a domicilio, lubrificanti e combustibili ad enti, condomini, privati, settore agricolo, industriale, fino a quello mercantile. Per info e dettagli su tariffe e consegne, chiama o consulta il sito. Siamo alla seconda puntata di quelle che Matteo Sanna, nostro ospite, tutte le puntate ha definito passeggiate culturali. In questa passeggiata culturale siamo a Predaniedda, vicino... Sempre a Liluzzani. Liluzzani, esatto, siamo qui. Faremo una puntata dove il drone sarà protagonista, perché andremo a vedere la muraglia che è meglio raggiungibile dall'alto, no? Sì, dall'alto la vediamo meglio. È la muraglia che conteneva questo nuraghe, quindi difendeva il nuraghe Liluzzani. Va da qua, che siamo proprio vicino a Predaniedda, fino all'inceneritore di Carica. Quindi oggi meno passeggiata e più volata. Più volata, sì. Andiamo alla muraglia. Allora Matteo, partiamo commentando le immagini dal drone e partiamo da qua perché è dal nuraghe Liluzzani che poi vedremo la muraglia. Ecco, dall'altra parte di Predaniedda, sempre partendo dal nuraghe, ecco qua. Dobbiamo andare verso là. Però io la muraglia non la vedo. Sì, vai. Allora, questa è tutta la fortezza. Ah, questa? Questa, e da qua parte una muraglia tutta che arriva fino al nuraghe, solo che è tutto alberi. C'è una fonte, proprio delimita l'inceneritore. Ma questa strada che sto vedendo... Questa è la strada dell'inceneritore. Esatto, e la fortezza qual è? Questa la fortezza è tutta questa alta, sì. Fortezza nuragica con mura proprio, che adesso andremo a vedere dal vivo. Cioè è visibile proprio? Sì, è visibile. Questa era la muraglia che continua ovviamente per tanti metri, molta è sotto la vegetazione, vedete, però molti pezzi sono visibili proprio. Sì. Facciamo che la larga sui 2 metri, sì, abbondante. È alta per difendere questo ammasso di rocce, come lo chiamano molti. Invece no, questo ha fatto nascere Sassari, ha fatto nascere tutto. Cioè, che fascino, bellissimo. Bellissimo. Cioè, praticamente questo villaggio ha dominato la storia, li ha visti passare tutti, i Fenici, tutti i conquistatori, tutti. I brividi ti vengono se ci pensi. Mamma mia. E oggi però ci
ci stiamo dimenticando di quello questo che è vero, perché e è non è tutto giusto. abbandonato e sarebbe anche bello magari ai turisti fargli fare un itinerario turistico fermandosi pensa a poi qua un quanto paio di lavoro giorni. daresti alle Sì. guide turistiche che oggi abbiamo a casa, agli archeologi, Ma anche perché vogliono in tanti taglialegna, posti andiamo a pagare e incuriosirci di molto meno, ma di tanto meno. Questo itinerario sta diventando davvero affascinante già dalle prime passeggiate. E ne vedrete delle E ne belle. vedremo delle belle, sono sicuro, gli do fiducia. Alla prossima puntata, alla prossima passeggiata A ecologica. presto.